Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più. Eccoci con un nuovo appuntamento con il Comitato Italiano Paralimpico Veneto. È con me, come sempre, il grande, lui, il presidente Ruggero Vinnai. Carissimo, buongiorno a tutti. Buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi di cosa parliamo? Oggi cambiamo disciplina olimpica e parliamo di tennis, tennis in carrozzina, e abbiamo un ospite particolare. Certamente, abbiamo invitato Alessandro Padovan, che gestisce un centro tennis, e lui è molto disponibile, molto preparato anche per il paralimpico. Il tennis sappiamo insomma che c'è la febbre adesso di Sinner e sono molte le persone con disabilità che vogliono fare tennis. Bene, allora non sveliamo di più, andiamo a incontrare il nostro ospite che vedrete è un personaggio molto interessante. Lo sport è per tutti. Per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Vi aspettiamo, contattaci. Eccoci in studio con Alessandro Padovan, tecnico federale tennis in carrozzina. L'abbiamo annunciato col presidente Vinnai. Benvenuto in questa nuova puntata del CIP Veneto. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che mi avete riservato. Allora, io direi andiamo subito a vedere il filmato che ci spiega il tennis in carrozzina, in cosa consiste. Il tennis in carrozzina è uno sport tecnico e tattico molto simile al suo corrispettivo olimpico. È giocato da atleti di oltre 100 paesi nel mondo. La differenza più significativa rispetto al tennis per normodotati è la regola del doppio rimbalzo. Un giocatore può far rimbalzare la pallina per 2 volte e deve respingerla prima del terzo rimbalzo. Il secondo rimbalzo può essere dentro o fuori i confini del campo. Le partite sono al meglio dei 3 set. Il primo giocatore che raggiunge 6 game con un margine di vantaggio di 2 vince il set. Come nella versione per normodotati, se il set termina in parità 5-5, uno dei giocatori deve raggiungere il punteggio di 7-5. Se invece la partita è 6-6, il tie break deciderà il vincitore. Il tennis in carrozzina consiste in 6 specialità: singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quad singolo e quad doppio. I giocatori utilizzano carrozzine con ruote adattate per consentire e ottimizzare equilibrio e mobilità. Come in tutte le discipline paralimpiche, la classificazione nel tennis in carrozzina è basata sul principio che un atleta abbia una disabilità diagnosticata da un medico e permanente. Per i giocatori in carrozzina questa disabilità deve essere di tipo fisico. Gli atleti con limitazioni funzionali a 2 arti gareggiano nelle competizioni femminili e maschili open. Gli atleti che hanno disabilità a 3 o a tutti gli arti gareggiano tra i quad, che è una categoria di genere misto. Allora, Alessandro Padovan è un tecnico federale, è un istruttore e mi raccontava anche che qualche volta gioca anche in carrozzina con i suoi allievi. Ci arriviamo tra poco. Quello che volevo capire è come è arrivato Alessandro a questo tipo di sport, a questo tipo di attività, come ci si è avvicinato? La prima parola che mi viene in mente è la curiosità, perché appunto io, essendo un insegnante di educazione fisica, dal punto di vista metodologico e didattico mi incuriosiva il fatto di capire come questi ragazzi, nonostante il non utilizzo della parte inferiore del corpo, potessero giocare a tennis. Io ho sempre giocato a tennis e poi
insegnato a ragazzi normodotati, chiamiamoli in piedi, ma la specificità dell'attività del tennis in carrozzina mi incuriosiva e da lì mi sono buttato proprio in modo come si può dire, aperto a dei ragazzi non sapendo nulla della disciplina, questo agli albori ovviamente della mia formazione tecnica, anzi prima di diventare un tecnico specializzato con la federazione, e da lì ho iniziato a conoscere le problematiche reali del gioco, ma soprattutto le problematiche reali quotidiane che hanno questi ragazzi. Ho voluto conoscerle anche provandoci, praticandolo, e mi raccontava poco fa che addirittura ogni sabato fa un match con un suo allievo. Sì, certo. Allora questo nasce un po' dalla motivazione, perché come tutti gli atleti devono essere motivati, stimolati a dare il meglio di sé. I ragazzi in sedia a rotelle hanno un qualcosa in più, quindi sono anche un esempio per tutti noi. E quando viene questo ragazzo, che saluto, Giovanni Galiffi, che ha una forza, è una forza della natura come esempio proprio quotidiano, quando arriva giochiamo, ci alleniamo, ci scaldiamo, facciamo delle esercitazioni, a un certo punto arriva anche il confronto e quindi mi chiama coach e mi dice: coach, facciamo una partita. E da lì io ho iniziato a giocare in tennis in carrozzina per capire anche e dare dei suggerimenti tecnici utili per il miglioramento della prestazione sua, ecco. Bene, a quanto pare non è neanche facile, perché guardando le immagini è uno sport molto difficoltoso, cioè nel senso non è banale, quindi gli atleti che lo praticano sono veramente bravi. Sì, atleti con la maiuscola direi, infatti. E il CIP, come c'è stato questo approccio poi con il Comitato Italiano Paralimpico? Il Comitato Paralimpico è stato il presidente che sono venuto a conoscenza tramite un'organizzazione di un torneo internazionale di tennis in carrozzina che io organizzavo appunto nel mio circolo a Maserà di Padova, e da lì 1 anno, 2 anni, 3 anni inviti l'autorità alla premiazione. E dopo qualche anno mi ha chiesto di far parte della famiglia del CIP e con molto orgoglio ne faccio ancora parte nella commissione scuola, quindi parliamo con altri insegnanti di educazione fisica per quanto riguarda la didattica adattata che si porta nelle scuole di qualsiasi grado. Quindi diciamo è una crescita anche personale. Quindi avviciniamo i ragazzi a questo sport, certo, che è poi lo scopo di questa trasmissione. Il nostro intento è proprio quello di dire ai ragazzi e alle famiglie, a cui ogni volta ricordiamo chiamate il CIP, perché possono praticare anche il tennis in questo caso, certo, ma non solo il tennis, mi raccontava anche il padel. Certo, sport di racchetta, io ormai mi sono specializzato nello sport di racchetta, quindi sia tennis che padel. Ovviamente il padel è più agevolante solo per una questione di spazio, perché hai uno spazio minore da coprire, hai una racchetta che non è molto lontana dal corpo perché è più corta, quindi è più semplice l'impatto, è più facile da trovare, diciamo, le misure e il gioco stesso è più semplice. Ecco, quindi se noi dovessimo fare un appello, perché stiamo facendo un appello alle famiglie, alle mamme, ai papà, ai potenziali atleti che in questo momento sono a casa e ci stanno guardando, dobbiamo convincerli a contattare il CIP per praticare il tennis e il padel. Cosa gli diciamo? Ma io il consiglio che darei, prima di tutto ovviamente come riferimento al CIP regionale, la segreteria molto funzionante, e poi andrei a vedere un attimo quali sono l'accessibilità degli spazi, quindi se ho un circolo, io parlo di tennis, nelle vicinanze, la prima cosa è l'accessibilità. L'altra cosa, se hanno l'attrezzatura idonea per poter far praticare i ragazzi, e la terza cosa, la competenza, che non è l'ultima, ma anzi la competenza dell'insegnante che agevola, crea un ambiente accogliente, mette a suo agio il ragazzo o la ragazza con disabilità, ma che viene trattata come una normodotata, e questa è la cosa più bella, diciamo, almeno come la penso io nell'accogliere questi ragazzi. Ecco, sentivamo prima che ci sono addirittura 100 nazioni diverse che competono a livello olimpico in questa disciplina, ma questi ragazzi che possono accedere a questo sport hanno poi una prospettiva di crescita importante? Certo, c'è la possibilità, come nei normodotati, di avviare il loro percorso formativo che parte dalla promozione all'avviamento al gioco del tennis fino, se ha delle qualità, la volontà, la passione, l'impegno, la costanza, di diventare un agonista, perché poi in Italia ci sono
la Federazione Italiana Tennis ha previsto delle attività sia regionali, quindi dislocate, per poter avvicinare tutti a questo sport. Io prima di arrivare a questo, il fatto di entrare in un ambiente sportivo, praticare lo sport fatto e presentato in una maniera sana e competente è il primo approccio che deve avere una qualsiasi persona. Qui non parliamo di disabilità o non disabilità, quindi io credo molto nell'accoglienza e nella didattica che favorisca l'inserimento nell'attività sportiva di chiunque. Che sappiamo essere importantissimo, come è importante appunto questa competizione che sentono i ragazzi, ok? Quindi noi tiriamoli fuori da casa, quell'appello che facciamo alle famiglie è proprio mandiamo i nostri ragazzi a fare sport. Dobbiamo trovare il modo che siano contenti, siano gratificati, abbiano soddisfazione di quello che fanno, perché altrimenti sappiamo che insomma, i ragazzi si perdono facilmente, è più comodo rimanere attaccati al cellulare piuttosto che andare a sudare. In questo caso con il tennis direi che hanno un'ottima opportunità. Allora io ringrazio Alessandro Padovan per essere stato con noi, grazie davvero anche per quello che sta facendo, in bocca al lupo con le sfide del sabato in carrozzina, certo. e lo aspettiamo magari in un'altra occasione. Grazie. Volentieri, grazie a tutti voi. Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del bando Sportivamente Più.